Violenza in carcere. Al San Pio X di Vicenza, un detenuto africano del Mali prende a calci e pugni due agenti di polizia penitenziaria. Il caso finisce in Parlamento. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d'Italia, presenta un'interrogazione ed esprime solidarietà e vicinanza agli agenti vittime dell'aggressione, la cui colpa sarebbe stata quella di intervenire a difesa di altri detenuti attaccati dall'immigrato. È le prove evidente che il sistema penitenziario nel regime aperto non funziona e ancora di più chi trarre le spese è il corpo della polizia penitenziaria. Insomma, non si può più aspettare, bisogna assumere ogni iniziativa utile a salvaguardare chi lavora negli istituti detentivi. Per questo il sindacato chiede, una volta per tutte, dei taser che gli agenti di polizia penitenziaria possano usare per difendersi. Noi riteniamo che oggi più che mai, come accade in tutti gli istituti d'Italia, sia indispensabile che si debba pensare a un decreto legge dove fornire alla polizia penitenziaria dei taser affinché si possa intervenire in situazioni di criticità e salvaguardare l'incolumità della polizia penitenziaria.